10 qui a Montmeló. Siamo in attesa che le prime vetture scendano in pista tra breve per l'inizio di questa sessione di prove libere. La prima gara in Catalogna si è svolta nel 1991 e i piloti conoscono bene il circuito visto che è stato usato spesso come pista di prova nel corso degli anni. È un circuito eccellente che unisce alla perfezione alta velocità e curve paraboliche più lente. Ci sono 2 zone di attivazione del DRS, ma le occasioni migliori di sorpasso sono nella seconda, lungo il rettilineo principale. Sebastian e Kimi sono grandi amici fuori dalla pista, però mantenere questa amicizia contemporaneamente alla lotta per il primato nel loro team è una sfida davvero ardua. Vedremo se la loro relazione riuscirà a sopravvivere a tutte queste pressioni. Si nota che c'è un buon rapporto tra Kimi e Sebastian, ma non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze. Se Kimi è stato soprannominato uomo di ghiaccio, un motivo c'è. Sono sicuro che farà di tutto per misurarsi contro il suo compagno di squadra e uscirne vincitore. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, ragazzi, super quinto posto in Catalogna, veramente una grande qualifica. Gigione o le Mercedes dominano troppo, Fino alla fine della prima curva, allora ok. Ma non dimentichiamoci dei grandi campioni che gareggiano. Sì, ma cosa ha fatto il Cume, Fiori? Il Cume c'è, ragazzi, il Cume c'è. Catalogna, per quella che si preannuncia una gara decisamente serrata. È stato un giro fulminante quello di Lewis Hamilton nelle qualifiche di ieri. Se riuscirà a partire senza problemi oggi, potrebbe essere intoccabile. Quando abbiamo parlato ha detto che questa sarebbe stata una grande opportunità per vincere la gara, ma avrebbe dovuto impegnarsi. Nella corsa può succedere di tutto, quindi bisogna tenere i piedi per terra fino al traguardo. L'ultima volta abbiamo visto una bella vittoria di Lewis Hamilton, che affronterà la gara di oggi con lo stesso entusiasmo. Sa che può farcela se non avrà problemi di affidabilità con la sua Mercedes. Quando è in forma Lewis può battere chiunque, nessuno riesce a stargli dietro. Riesce a rosicchiare quei decimi di vantaggio che per altri sono impossibili. Oggi mi aspetto di vederlo particolarmente forte nel... Vai Fiori. Andiamo, Gran Premio di Spagna, vai Cube, vola come quinta tappa del mondiale, siamo quinti in griglia, veramente una posizione strepitosa, possiamo tentare un podio incredibile. Mamma mia Bottas, che partenza di Bottas, che partenza di Valtteri Bottas, guarda, però, è impressionante però Fiori, cioè, ti stracolpiscono però Perché è una tag grassa, non capisco. Non voleva la miscela obesa. Ancora. Basta però. Cioè ragazzi. No, adesso voglio vedere però. Replay. Mi sono rotto i coglioni adesso, mi sono rotto il cazzo. Vediamo che è colpa mia. Cioè, che cazzo devo fare? Cioè, guardiamo. Si può cambiare la visuale? Aspetta un attimo. Vai. Cioè, vediamo. Io faccio la mia curva. Bam! Cioè... vaffanculo, cioè, veramente. Ecco. Sono schifato, sono schifato. Questa è proprio una cosa che non capisco dell'intelligenza artificiale, che è molto più aggressiva, però, cioè, non possono colpirmi da dietro così. Basta, ormai sicuramente o arrivo quarto o non lo so, sicuramente sono Vettel è già andato. D'altronde non posso riavviare, quindi vaffanculo, insomma. Però pazzesco Bottas di culo. Dai Fiori, siamo secondi chiaramente, perché sono andati ai box i primi. Lo so. Comunque adesso sto andando abbastanza bene, avevo un buon vantaggio da Ricciardo e Grosjean, che sono insomma quelli che lottano con me per la quarta posizione. Vai di grassa. Sicuramente questo è un tracciato che è più familiare per veneziano. Un ritiro intanto, first retiros. Voglio provare a ritardare la sosta, vediamo se ho culo. Mamma mia, le gomme finite però,
Ho le gomme abbastanza finite, ma ci provo. Chi non risica non rosica. Ma stai zitto, Alex, sei un porco, sei. Sei un porco, Alex. Sei un essere indegno, Alex. O vado, no, dai, vado. Dai, andiamo, non voglio, preferisco stare tranquillo, dai. Ok. Box, box, box. Adesso vediamo. E adesso vediamo, vabbè, Gigione ci supera sicuro. Vediamo, ero quarto, vediamo dove vado a finire. Attenzione che sono molto lontani gli altri. Attenzione. Non ci credo. È successo qualcosa proprio subito dietro. Che culo di merda. Siamo secondi. Siamo secondi. Guarda. È stato un incidente qua, secco. Il ritiro è uno... Ma chi se ne frega, siamo secondi. Siamo secondi, Beppe. Siamo secondi. Non ci voglio credere. Ricordo difficoltà esperto. La penultima. E il come c'è, fio, il come c'è. Su una gara strafavorevole. A Melbourne è favorevole, ma era ancora troppo presto. Qua si comincia a vedere il comenda, fio. Chiaramente lo spiego perché qualcuno pensa che mi gaso veramente, nel senso, io devo cercare di portare anche un po' di aggressività al video, perché... Attenzione, dimmi che è Gigi. Chi è? È Gigi. Oddio, Gigi! No, Rosby. Ah, no. Ecco qual è il problema. Rosbiff, è lui che aveva problemi. Che sia successo tra Rosbiff e qualcuno, secondo me? Quanto godo, quanto godo. Godimento lento. Abbiamo veramente un bel vantaggio. E anche le Mercedes non sono infallibili, fioi. Anche le Mercedes non sono infallibili. E questo mi fa godere molto. Dai, comandone, spingi a cannone. Tu devi spingere a cannone. Tu sei nato per spingere. Era Grosjean è terzo. Anche Grosjean ne ha approfittato alla grande. Beh, Gigi è mostruoso, Gigi, eh. Gigi è realmente mostruoso. E Rosberg che ha innescato tutto, fioi. Ne sono sicuro. È il porco di Nico, fioi. Dai, con un po' di fortuna siamo al secondo posto, non ci credo neanche io. Non ci voglio credere, Beppe. Buono. Ciao. Dai, figlio, siamo al 14° giro. Dai che ci siamo. Dai che godo. Stiamo andando molto bene. Finalmente una gara comendiana. Aiutato un po' dai colpi di scena davanti. Rosberg problemi, non si è ritirato, ma comunque è andato dai box. Ricciardo ritirato, un altro ritirato non so chi. Tensione pura, figlio. Tensione pura. Dovrebbe essere il primo podio comendiano. E a livello esperto con un Toro Rosso me lo godo, eh. E godo. Guardate, avvicinamenti tra Hülkenberg e Grosjean, ho visto. Cambiavano sempre, adesso è rimasto Hülkenberg per un po' prima. Perché stiamo prendendo sempre di più la mano.
Dato che Hamilton proprio non esiste, eh? Era 17 secondi prima. È normale. Andiamo un po' su grassa. Ciao fioi. Cazzo posso fare? Il carburante. Sono anche troppo sparagnino sul carburante. O comunque mod ancora non escono, forse è vero sta storia che è tutto bloccato, ora sei così mi incazzo come una bestia, però non è, già non c'è la safety, non posso mettere i danni migliorati, non posso mettere la livrea Williams, cioè veramente per me sono cose fondamentali queste. Anche se il gameplay devo dire che è molto migliorato, però io voglio anche il contorno. Mamma mia. Dai comandone, portacela a casa, Cube, portacela a casa. Portacela a casa, Cube, portacela a casa. Portaci a casa questo podio irridato. Pazzesco l'incidente che sarà successo, ha coinvolto tutti, le Ferrari, la cioè Rosberg, Ricciardo, tutto. Quasi quasi lo vado a vedere, vediamo se con replay lo becco. Buono, buono comunque. 2 laps remaining, nell'inglese puro. Le qualifiche mi stanno dando veramente una grossa mano, non me la sarei mai aspettato. In un giro riesco a fare meglio di quando ne facevo di più. È veramente pazzesco. Buono, buono, buono. Oh oh oh. Beh, tanto non mi prenderà mai, insomma. Sparo, mi sto massacrando, però, Recomendone c'è. Buono. Gestione carburante anche troppo positiva. Ma io non ho capito, io che, cioè, su PC che non c'è i comandi vocali, non posso fare, cioè non ho il menu quello tipo target carburante, quelle robe là, proprio non esiste, non posso neanche selezionarlo con le freccette. Cioè sarebbe praticamente questo in pratica. Ma... Final lap. Oh, c'è Robertino, fioi. Ciao Robertino, ciao. E Robertino c'è, Robertino c'è. Che bello che è Robertino. Good job Robertino, good job. Vabbè, se riesco a mettere il video dell'incidente che c'è stato, lo metto qua in sovraimpressione su quest'ultimo giro qua. Sì, Chuck Norris mi ha scritto, bravo Chuck. Saluto Chuck. Un saluto a Chuck Norris. Vince Gigi, ma non è questo quello che conta è il secondo posto, ragazzi. Secondo posto storico per il veneziano. Primo podio in carriera in MotoGP, in Formula 1. Beh, cazzi suoi. Signori, secondo posto, secondo posto. Oh yes, oh yes. Eccoci qua, Pippo Massa. Come Pippo Massa?
Ah, cazzo, alla fine è andato massa. Ah, per la squalifica probabilmente di Hülkenberg. Vai, Fioi. Eccolo qua, eccolo qua. Oh, yes. Vai di screenshot. Via Lewis Hamilton per la Guarda quante squalifiche, Hülkenberg settimo è crollato. davvero un fuoriclasse e sicuramente uno dei migliori piloti inglesi di tutti i tempi. Ha squalificato, guarda quante squalifiche. Il Madonna. pilota si trovi in perfetta sintonia con Pazzesco, ragazzi, un sogno. Ecco qui la combinazione perfetta. Dopo questo weekend Perfetto, raga. penso sia Adesso vediamo un attimo le play, poi faccio vedere le classifiche. Boh. Non avevo capito niente. Vabbè, insomma, comunque siamo al quinto posto a 48 punti, molto molto bene. Abbiamo tutte e due le Williams dietro e non siamo poi così lontani da Kimi Raikkonen, la costruttori. Siamo quarti. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!